L'istituzione che io presiedo è l'unica che è stata fondata interamente da emigrati friulani e opera in Uruguay dal 1944, dedicandosi allo sviluppo della cultura e alle attività ricreative e sociali dei loro soci. Il Friuli fa parte della regione Friuli Venezia Giulia ed è situato nell'angolo nord-est dell'Italia. La sua posizione geografica determina la sua storia. Vediamo adesso una breve cronologia. Primi insediamenti umani. Si stabiliscono i Livi ed in particolare una tribù celtica, i Carni. I Romani fondano Aquileia, si insediano i Longobardi dominando da Cividale. Il dominio è dei Franchi. Il Friuli viene dominato dal Sacro Impero Romano. Viene istituito lo Stato patriarcale, creandosi un Parlamento proprio a Udine. L'Austria invade e domina. Venezia include il Friuli nei suoi domini, ad eccezione del Friuli orientale che resta sotto il dominio austriaco. Tutto passa all'impero austriaco. Le attuali province di Udine e Pordenone vengono annesse all'Italia. La regione diventa palcoscenico della Prima Guerra Mondiale. Dopo la chiamata Grande Guerra, Gorizia ed Istria sono annessi all'Italia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si stabiliscono gli attuali confini della regione. Elenchiamo soltanto alcune delle invasioni più violente subite dal Friuli: Unni, Avari, Slavi, Ungheresi, Turchi, oltre una quantità di incursioni, schermagli e attacchi di altri eserciti stranieri che hanno devastato la regione. Guardando queste immagini potete vedere la bellezza di questa terra che in tempo di pace non ha nulla da invidiare ad altri luoghi. Quando si parte da un territorio dove regna la magia, sorge la domanda: perché sono i friulani costretti ad emigrare? Senza dubbio la mancanza di risorse economiche, la mancanza di investimenti, in quanto fu una regione attraverso la quale passavano eserciti invasori, ma soprattutto per le continue violenze subite da tutte le generazioni. Parlare di emigrazione, che in un primo momento è temporanea in Friuli, significa risalire prima dal 1300. I Kramars, gli ambulanti che abitavano in Carnia, una zona montuosa del Friuli, uscivano d'inverno con una scatola di legno con tante spezie, piccoli pezzi di legno tessuti per vendere la propria merce, e tornavano in primavera. La famiglia rimaneva a cura delle donne e loro partivano attraversando valli verso la Slovenia, Venezia o l'Austria, raggiungendo anche la Germania e la Polonia. Durante le loro visite in altre zone ascoltarono che ce n'era lavoro e quindi lo comunicarono ai loro connazionali, che partirono per svolgere i mestieri richiesti. Se l'emigrazione in Friuli è antica, più lo è il rito celtico, il Pignerul, che consisteva nel bruciare rami secchi e altre scarti di raccolti che venivano ammucchiati attorno ad un puntello conficcato nel terreno, che indicava ai partecipanti al rito se dovessero partire per il mondo o restare a casa secondo la direzione del fumo. Verso il 1600 si organizzarono attività di emigrazione temporanea con gruppi provenienti di diversi paesi. Queste attività consistevano in falla stagione. Gli uomini partivano in primavera e tornavano d'inverno. Di solito facevano lavori agricoli e in edilizia. Le donne restavano a cura della casa. Verso il 1860 sorse una nuova offerta di lavoro, l'emigrazione in America. Purtroppo questa sarebbe permanente e provocherebbe lo sradicamento delle famiglie friulane, che partivano senza sapere se tornerebbero qualche giorno. In particolare verso l'Argentina l'offerta fu molto allettante. Venivano offerti terreni e attrezzi agricoli. Verso quel destino
partirono gruppi di coloni, lasciando città e paesi come testimoni del loro passaggio, come Colonia Carolla a Córdoba, Avellaneda Reconquista a Santa Fe o Resistencia nel Chaco. È significativo rilevare che questi primi emigrati friulani non sono italiani ma austriaci. Il dopoguerra della Grande Guerra spinge fuori a tanti italiani. In Uruguay i casi di emigrazione sono isolati prima della Grande Guerra, ma dopo aumentano notevolmente. L'emigrazione in Uruguay, in gruppi organizzati o coloni, avviene solo in 2 casi, ma entrambi falliscono. Da noi in Uruguay lo normale fu l'emigrazione individuale. Secondo la fortuna che provavano nel nuovo mondo, il resto della famiglia emigrava. In principio qui fu in modo casuale, giacché la maggior parte di loro voleva arrivare in Argentina. Col stabilirsi dei primi friulani si diffusero le notizie di che oltre a Brasile e Argentina l'Uruguay era una buona scelta. Con l'ascesa del fascismo in Italia ci fu anche l'emigrazione dei perseguitati dal regime, che si stabilirono in Uruguay riunendosi nella Famé Furlane. La seconda guerra mondiale caccerà via una nuova generazione di friulani. Si veniva in queste terre chi aveva un riferimento familiare. Ese barco se alejaba esa mañana, a buscar otra mañana, a una América temprana que quería amanecer, quería florecer. Pequeña rama en flor, dentro del ciclón y el Ecuador. Tempestad y amor, por el Atlántico hacia el sol, Río de la Plata, aquí estoy.
Io sono nata il 6 febbraio del 1940 in Palmanova. La mia infanzia fino ai 9 anni è stata un'infanzia da bambini. Vuol dire che ho giocato con i vicini, che ho avuto le mie amiche. Mia mamma era casalinga. Mio papà lavorava nei campi, dipendeva di quello che davano i miei nonni. E siamo venuti per famiglia, problemi di famiglia. E sai com'è quando sono diversi fratelli? Sì. Che cosa può succedere? È così che lui è partito per l'America, partito lui da solo. È stato via 2 anni. Poi di a poco è stato aggiungendo dei soldini. Ecco. E così che è arrivato il momento di che venire ci ha anche voi. chiamato a noi. No, sono partita, ci hanno accompagnato fino a Milano e di lì mia mamma ha fatto i documenti e siamo partiti nella nave. Guarda cosa ho trovato io. Oh, che emozione, che bello. Sto guardando, ci hanno messo La nave era questa. sulla nave. Che nave? Come si chiamava la nave? Francesco Morosini. I bambini nella nave. La verità, che emozione, eh? La verità che sì. A cosa giocavi? E giocavo al rinoceronte che passa sotto il ponte, che salta, che balla, che gioca alla palla, che fa i complimenti. E in Brasile quello che contavi, che hai visto per la prima volta? I neri. Io dicevo, mamma, sono così, dove andiamo noi? No, mi sono nascosta dietro mia mamma. Siamo andati al centro, a Empalme si chiamava, e lì lavorava mio papà in un terreno e quello che coltivava lo doveva dividere con Il padrone. il padrone. Io avevo 13 anni, pulivo la casa e anche stavo attenta a una bambina appena nata. E così sono stata fino ai 14 anni. E poi è arrivato il momento che mio fratello è venuto un giorno e gli ha detto a mia mamma: vado a prendere a mia sorella là dove lavora, perché così lasci di piangere. Io sono andata a lavorare in una fabbrica e così ho continuato la mia vita. Sì.
Cada vez que estoy frente al mar, recuerdo el relato que mis padres hacían sobre su venida a Uruguay. Mi padre Nadalín emigró muy joven a Francia, a la ciudad de Lille. Allí aprendió el oficio de herrero. Después de un tiempo tuvo que volver a Italia a hacer el servicio militar. Al finalizar, él mismo quiso volver a Francia, pero no pudo, ya que estaba encerrada la frontera. Su único hermano varón, Juan, que estaba en Uruguay, le escribía y lo animaba a que viniera, ya que acá, decían, había muchas oportunidades de trabajo. Viajó a bordo del buque Ammiraglio Bettolo en el año 1927, siendo este el último viaje del barco. Como se ve en la foto, muchos paisanos hicieron el viaje juntos. Los comienzos en la nueva tierra fueron duros. Fue a vivir junto a su hermano y otros paisanos en una casa en la calle Panela. Al poco tiempo consiguió trabajo en la barraca Minoli, dado que él sabía caldear, un proceso en el cual se calentaban los trozos de hierro en la fragua para soldarlos entre sí. Instalado y trabajando con sacrificio, se fue juntando dinero que tanto mandaban a su familia como también guardaba para comprar el pasaje para su novia que lo esperaba en su pueblo. Mi madre Luciuta no quería de novio a alguien que no fuese de Travesio. En esa época se acostumbraba que la esposa iba a vivir con la familia del marido. Y por eso, entre otras obvias razones, se puso de novia con Nadalín, que vivía a unos 500 metros de su casa. No quería alejarse de su familia y sus amigos, como veía le habían sucedido a algunas de sus amigas. También Luciuta se alejó de su casa, fue a trabajar a Trieste en el servicio doméstico para juntar dinero para su ajuar. Como no podía viajar sin estar casada, Nadalín y Luciuta se casan por poder. La ceremonia fue en la iglesia del pueblo. Entró del brazo de su padre y salió del brazo de su suegro, que en la ocasión representaba a Nadalín. A pesar de ser un día feliz, Luciuta lloró mucho. Un grupo de niños fuera de la iglesia se burlaba de ella porque se había casado con un viejo, aunque en el fondo también lloraba porque se tendría que ir lejos de su madre, de su familia y de sus amigos. Tendría que viajar a América. Viajó con Rita Frate y Asunta Sandrín. En julio de 1931 llega en el barco Duilio, después de 15 días de no haber pasado nada bien. Sufrió el llamado mal del mar, por mucho tiempo no provocado, ya que todo le hacía mal. Le recomendaron quedarse en una litera encubierta, que era el lugar más estable y con menor movimiento. Un marino, al verla tan mal, le trajo café con coñac, lo que le fue componiendo el malestar e hizo que fuera mejorando. Al llegar a Montevideo había perdido mucho peso y estaba muy bronceada por los días pasados en cubierta. Tenía miedo de que su novel marido no la conociera, pero Nadalín estaba allí esperándola. Luego de años de trabajo y sacrificio, compraron el terreno e hicieron la casa, sin dejar de ayudar a su familia en Italia. Tuvieron 2 hijos, Armando y Hugo. La necesidad de estar en contacto con sus paisanos y la añoranza de su tierra los llevó a que con otros friulanos fundaran Famiglie Friulane allá por el 1944. Hizo el Edén, pensó en América. Che bello sembra Montevideo dall'alto del Colle. Guardo il porto e penso quando arrivarono tuo nonno e tuo padre. Raccontami, nonna. Mio nonno Emilio partì quando aveva 36 anni
nel 1930 sulla nave Conte Rosso. Lui partecipò nella Grande Guerra e fu preso prigioniero. Mi raccontò che riuscì a scappare, tornando al suo paese dopo un lungo percorso pieno di difficoltà, stanco, molto dimagrito e affamato. Quando mia nonna, che era sua fidanzata in quel tempo, lo vide arrivare, non poteva credere che fosse proprio lui. Tutti nel paese lo credevano morto. Le lacrime riempivano i suoi occhi quando ci raccontava. Si sposarono il 14 gennaio del 1920. Lavorarono molto sulla terra a Depo Carnico. L'Italia viveva una situazione di estrema povertà e mio nonno decise di imparare il mestiere di pittore e decoratore a Udine, circostanza che gli permise di lavorare per risparmiare un po' di soldi per emigrare in Sud America, cercando nuove opportunità. Tutti in paese commentavano che in Uruguay e Argentina si viveva meglio, lavoro ce n'era e quelli che erano già arrivati inviavano lettere incoraggiandolo a emigrare in queste terre dove la carne costava poco, un fatto che richiamava abbastanza l'attenzione agli italiani. Dopo tante riunioni di famiglia intorno al fogolar, parlando della necessità di emigrare, si decise di partire per l'Argentina. Mia nonna dovrebbe restare ancora in Italia per prendere cura dei bambini. 3 maschi, Antonio, Fulvio e Raffaele, e una figlia, Maria, e di sua madre malata. La nave partì per il lungo viaggio e fece scalo prima a Montevideo. A mio nonno gli è piaciuta la città e rimase qui insieme a 2 connazionali friulani. Le navi dovevano fermarsi davanti all'isola di Flores, dove ricevevano una visita sanitaria che potrebbe permettere di continuare il viaggio se tutto andava bene o rimanere lì a fare una quarantena. Lui aveva molta paura quando ebbe il controllo medico, ma per fortuna riuscì tutto bene e arrivò a Montevideo, dove all'inizio visse in una pensione con i suoi paesani, lavorando come pittore. Dopo 4 anni di duro lavoro e sacrificio, mandò chiamare suo figlio maggiore, Antonio, mio padre, che in quel momento aveva 15 anni. Arrivò nel 1935 accompagnato da un uomo che veniva a Montevideo. Se ne andò con gli sci e l'armonica, lasciando dietro sua famiglia, amici, la sua ragazza, la sua storia, con la speranza di trovare una vita migliore. Provava molta incertezza e anche paura, ma la voglia di ritrovare suo padre lo incoraggiava. Il viaggio non fu molto piacevole. Tante volte in quei lunghi giorni rimaneva addormentato nella stiva della nave, dove altri giovani si riunivano per chiacchierare, giocare briscola, cantare e suonare, e lui accompagnava con quell'armonica che da tanti anni aveva con sé. Già installato a Montevideo, lavorò molto con suo padre mentre di notte andava a studiare a scuola d'arte. Dipingere quadri era la sua passione e lo faceva molto bene. Nel 1937 venne anche mio zio Fulvio, che aveva 14 anni, sulla nave Neptunia. Un altro distacco per mia nonna, che provava malinconia come sempre, ma immaginava il giorno che sarebbe venuta anche lei in America. La situazione in Europa stava peggiorando e si profilava l'inizio di un'altra guerra. Dopo la morte di sua madre, mia nonna iniziò i preparativi per emigrare. Finalmente, nel 1939, arrivarono a Montevideo, provando la gioia di trovarsi tutti insieme. Tutti loro si furono sposando e arrivarono i nipoti. I nonni portarono sempre nel cuore il ricordo e la nostalgia del loro amato Friuli. Che bello!
le mie due nonne, figlie di friulani. Oggi tutti noi, figli, nipoti e pronipoti, manterremo vivo il ricordo e il rispetto per tanti sacrifici, vere lezioni di vita. Cuckoo.